Semaforo verde, parte F Motori, un saluto da Marco Angileri, il magazine settimanale dedicato al motorsport, ancora assieme a voi. Nella prima parte avremo ospite Lorenzo Travisanuto, per 3 volte campione del mondo kart. Il pilota di Spilimbergo lascerà poi il posto a Patrick Dapieve, che ci racconterà nella seconda parte il mondo della Formula Driver. Buonasera, con noi abbiamo Lorenzo Travisanuto, grande talento del kart, 3 volte campione del mondo. Ben ritrovato. Buonasera a tutti, grazie. Allora Lorenzo, innanzitutto sei a Desenzano del Garda perché giustamente devi riprendere il ritmo con il kart in una stagione che ti vedrà di nuovo protagonista. Ricordiamo nel 2018 hai conquistato il campionato del mondo kart nella OK, e poi 2019-2021 ti sei ripetuto, tra l'altro in una categoria, la KZ, perciò alzando ancora il livello. Quali novità per il 2022? Beh, allora sì, diciamo che mi sta andando particolarmente bene. Dopo, alla fine nel 2020 comunque eravamo vicini a competere per il titolo, e alla fine nel 2021 siamo riusciti a chiudere il cerchio praticamente per il mondiale, perché era praticamente è stato il mio primo anno nella categoria con le marce, mentre prima ero stato a lungo nella categoria monomarcia, e alla fine ha combinato veramente bene. Quest'anno praticamente, dopo aver vinto la Coppa del Mondo in KZ2, si è costretti a passare nella categoria KZ1, che è praticamente esclusivamente per professionisti nel kart, quindi parliamo comunque di piloti tranquillamente anche oltre 30 anni, con diversi titoli europei e mondiali alle spalle. E oltretutto, affiancato a quello, ho cominciato già lo scorso anno. Direi che è difficile, ma sono riuscito a conciliare le due cose. Sto cominciando la mia attività anche da istruttore assieme ai piloti, anche per il futuro, insomma, nella mia carriera. D'altronde uno che può vantare 3 titoli mondiali è già un bel biglietto da visita, anche per poter mettere a disposizione la propria esperienza a talenti più giovani, perché ormai hai bruciato le tappe, anche se così ricordo le prime volte che eri ospite delle Friuli, ero veramente un ragazzino che giravi con il babbo, con tantissima volontà di emergere, cosa che poi sei riuscito a fare. Le cose però non sono sempre state semplici, perché sei partito dalla base quando non c'erano motori ufficiali, carte ufficiali, però già lì riuscivi a dimostrare il tuo valore, e poi effettivamente i marchi ufficiali sono arrivati. E chiaramente, guarda, soprattutto riguardando il passato e i risultati fatti assieme a mio padre, devo dire che sono stati strabilianti. Abbiamo chiuso nel 2013 il mondiale al campionato del mondo con oltre 100 piloti all'8° posto. È chiaro che mancavano i risultati, probabilmente delle vittorie, i titoli, però essere già lì a combattere con le case ufficiali è stato alla fine il mio biglietto da visita per dopo la categoria, la carriera da pilota professionista. Quindi non è stato facile, però assolutamente mi ha fatto imparare tanto, anche perché mio padre, figurati, è mosaicista, quindi con il mondo delle corse c'entra veramente poco. Diciamo che E però quindi è si è stato adeguato veramente bene, perché importante. piano piano ha preso le misure, mi sembra, con Devo seguendoti. dire che ha fatto, sì. Diciamo che con la passione e la volontà abbiamo fatto degli ottimi risultati e ha imparato tanto. Però diciamo questa esperienza, soprattutto con mio padre, mi ha imposto il fatto di dover imparare già a essere quasi un meccanico di me stesso, non avendo magari l'occhio e l'esperienza da fuori che può avere un meccanico con esperienza a livello internazionale. È stato veramente importante per me diventare il meccanico di me stesso e imparare davvero cosa fare sul mio kart. Abbiamo Quindi parlato di quello dice che è titoli, stata una cosa importante. abbiamo parlato di titoli mondiali, ma c'è stato anche il titolo continentale europeo, o sbaglio? Sì, che allora fondamentalmente competono anche a livello continentale europeo piloti da tutto il mondo, quindi per noi, che si tratti di europeo o mondiale, a livello di difficoltà è praticamente identico. Quindi sì, nel 2019 oltre al titolo mondiale vinsi anche il titolo europeo e anche la World Series Karting, quindi quella era stata veramente l'annata.
Senti, purtroppo dalle liste della partecipazione nelle gare internazionali di kart si vedono veramente pochissimi piloti italiani. Ci sono tanti team, ovviamente costruttori, ma di piloti italiani purtroppo ce n'è veramente pochissimi. Sì, è veramente una nota che mi dispiace da morire. Persino nei miei anni, sebbene ci fossero ancora già allora tante difficoltà, comunque l'Italia e soprattutto i piloti italiani erano una buona fetta. Come sai, il kart è uno sport italiano, l'80% delle squadre sono italiane, ci sono alcuni team inglesi o francesi e così via, però il kart è nato qua in Italia e comunque tutti i più grandi talenti e quelli che sono arrivati anche in Formula 1 parlano anche l'italiano grazie Beh, al Hamilton, trascorso qua. Hamilton un caso, perché effettivamente era con Dino Chiesa, perciò in Veneto ha corso nei kart e da lì è emerso. Li abbiamo visti tutti, come anch'io ho corso con i vari Verstappen, Norris, Russell, quindi è così. Purtroppo da noi veramente la mancanza di sponsor o di supporto è pesante. Che ricordi hai di personaggi come Verstappen, ad esempio? Qual è il tuo ricordo? Guarda, sinceramente ho bei ricordi praticamente di tutti, perché nel kart si era creato un bellissimo ambiente in cui ci si vedeva veramente tutti come alla pari, ed è stato molto bello anche quando mi capita per le cerimonie FIA di ritrovarmi con loro. E ancora ti trattano come uno di loro, sebbene Verstappen adesso ha vinto il titolo mondiale. Appena ti vedono, appena ci si incontra, si parla dei vecchi tempi, dei trascorsi. È veramente bello perché sono dei legami che rimangono per sempre. E di Verstappen sicuramente le cose che ci si ricorda di più sono le scenate del papà, purtroppo, però era famoso per quello. È vero che una volta me l'avevi raccontato in un'altra ospitata a Telefriuli che suo padre per punizione lo ha mandato a casa a piedi sotto la pioggia, cose che succedevano abbastanza normalmente in casa Verstappen, o sbaglio? Sì, 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 dopo è chiaro, essendo un ambiente relativamente piccolo, sono voci che girano, ma leggenda narra fonte abbastanza affidabile, che dopo una giornata in pista in cui non era andato bene, praticamente papà lo fa rientrare sotto la pioggia a piedi a casa, e solo che vede praticamente passato tot tempo, vede che il figlio rientra a casa e il papà Jos capisce subito che Max era stato accompagnato, e quindi per punizione lo ritorna a portare in pista e lo segue lui sulla macchina, il figlio a piedi di nuovo fino a casa. Quindi no, era parecchio tosto il Ecco, padre. chissà se questo insegnamento, questo modo di approcciare lo sport, la disciplina con il figlio è stata una delle chiavi vincenti. Comunque già il padre era un campione in Formula 1, il figlio lo è altrettanto, anzi ancora in maniera maggiore, però questo fa parte un po' dei siparietti che accompagnano la carriera di tanti piloti. Sì, no, senz'altro secondo me il non aver avvantaggiato il figlio, ma quasi svantaggiato nel senso della carriera, di avergliela resa difficile, ha portato Max a diventare quello che è oggi. Ha sicuramente utilizzato metodi, approcci non convenzionali, neanche suggeribili, però è chiaro che il figlio è emerso da veramente situazioni difficili in cui il padre lo metteva. È uscito un fenomeno, cioè, c'è poco da fare a livello di talento, è sicuramente uno dei più evidenti da tanto tempo. Tu hai corso anche contro Schumacher Junior, attualmente in Formula 1, però mi sembra che stava dietro o sbaglio? Purtroppo sì, a livello di velocità e risultati abbiamo anche corso spesso con materiali simili, quindi si aveva anche quasi una comparazione, e purtroppo per fortuna si era spesso davanti. È chiaro che i termini, i mezzi economici e futuri erano un po' diversi. Che ricordo hai poi della vittoria più bella in conquistare un titolo mondiale, un qualcosa veramente di grandioso per uno che si è impegnato per tanti anni nel mondo del kart? Una vittoria che hai ancora nel cuore, qual è? Ma forse ti direi quasi, chiaramente il primo titolo mondiale è unico. Oltretutto ero sotto l'Academy Rosberg, quindi c'era anche Nico in pista a seguire l'intero evento, quindi la pressione era al massimo, partivo dalla prima posizione ed essere riuscito a portare a casa quel titolo per me è stata una gioia enorme, e anche
un modo per rilassarsi, per distendersi, nel senso che nel momento perlomeno in cui ho avuto una grande possibilità l'ho sfruttata. E dopo non si è concretizzato per andare avanti, però io so che nel momento in cui ce l'ho avuta ho portato a casa il massimo che potessi. Per Nico E Rosberg, dopo ricordiamo Nico Rosberg, campione del mondo di Formula 1, che era praticamente il tuo capo, il team leader. Sì, esatto, aveva sviluppato questa academy sponsorizzata dalla Petronas e l'idea era di sfruttare questo sponsor, i suoi contatti per portare avanti i piloti. E dopo, purtroppo, sembra, da quello che ho compreso, poi Nico ha perso lo sponsor della Petronas e non ha più potuto portare, noi piloti eravamo io e un ragazzino inglese, non ci ha potuto più portare avanti nelle formule, fondamentalmente è quello. È un mondo che è così elitario, così piramidale, che bisogna essere veramente al posto giusto, al momento giusto, per aspirare alla Formula 1. Senti, per la prossima stagione Marchio Parolin. Sì, assolutamente. È una bellissima famiglia che mi hanno dato tanto supporto fino dall'inizio. Alla fine ero passato con loro nel 2020 durante la stagione in cui facevo effettivamente fatica e alla fine siamo riusciti a fine anno a lottarsi il mondiale anche nel 2020 e quindi ho proseguito con loro e mi sono trovato benissimo nel 2021 e assolutamente conto di continuare con loro a lungo. Grazie a Lorenzo Travisanutto, per 3 volte campione del mondo kart da Spilimbergo. In bocca al lupo per la nuova stagione, per questo tuo doppio ruolo che ci hai raccontato questa sera. Grazie e buona serata. Grazie mille Marco, a presto. Questa sera si parla di Formula Driver. Un saluto a Patrick da Pieve. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Allora Patrick, tu hai praticamente vissuto da piccolo fino a ora nel mondo della Formula Driver con il team colonna con papà e mamma, adesso da un paio d'anni almeno sei pilota, ti puoi sbizzarrire dopo aver per parecchio tempo fatto la gavetta, aver fatto vari ruoli anche da giovanissimo. Qual è la tua impressione ormai da giovanissimo, comunque anche adesso ai 19 anni, come pilota di Formula Driver, un messaggio che puoi mandare a chi magari ha questo sogno di correre anche lui? Sì, diciamo che il mondo, insomma, della WISP, ma soprattutto del volontariato che c'è all'interno delle associazioni, mi ha dato la possibilità di iniziare veramente da piccolino. E ricordo, ho avuto questa fortuna di nascere in questo mondo e a 4 anni iniziare a portare gomme, a fare qualcosa. E niente, piano piano ho preso dimestichezza, insomma, con quello che è il mondo. E poi appunto, visto anche che le regole ci permettono già dai 16 anni di iniziare a approcciarci, a dire la verità, dai 14 per l'allenamento. Se qualcuno ha passione, ben volentieri già dai 14. Poi per le competizioni, dai 16 anni possiamo partire e entrare a far parte di questo mondo. Diamo qualche informazione magari che per chi poi voglia avere i primi approcci, voglia conoscere questa specialità che comunque, lo ricordiamo, si svolge in piena sicurezza perché utilizzate delle strade chiuse ovviamente, zone industriali, poi ci sono ovviamente anche degli ostacoli che limitano poi anche la velocità. Assolutamente, infatti quello che è il nostro obiettivo è molto incentrato su quella che è l'abilità del pilota, più che sul raggiungimento di velocità elevate. E nulla, per tornare al discorso di prima, per iniziare un ragazzo appassionato basta che si rivolga a un'associazione del territorio, come può essere nel mio caso il Team Colonna, e che ringrazio appunto dell'opportunità che mi ha e mi sta dando. E rivolgendosi appunto a queste scuderie, a seconda di dove ci si trova, è possibile. E già anche non essendo, comprendo che a 18 anni è anche difficile, a 16 anni è difficile avere una macchina propria, però c'è la possibilità tramite appunto questi team di noleggiare una macchina e piano piano iniziare ad entrare a far parte di questo mondo e a sviluppare la propria passione. Parliamo di quella che sarà la stagione che sta per iniziare nel Formula Driver che voi seguite, gli appuntamenti, qual è quello che aspetti con più così attenzione, perché forse è l'appuntamento dove riuscirei a dare il meglio come pilota. Allora, come non vorrei sbilanciarmi, anche perché sono veramente agli inizi e non sono nelle condizioni, diciamo, di fare
qualcosa veramente di grande. Però appunto una delle mie piste preferite sicuramente è quella, sarò di parte, però quella di Concordia del circuito cittadino, c'è questo round. Altrimenti appunto anche un'altra cosa che mi piace sottolineare di quello che è il nostro mondo è appunto la varietà che mette a disposizione, la varietà di tracciati. Abbiamo gare in notturna, ronde, gare in salita, veramente una grande varietà un po' per tutti i gusti, diciamo. Tu hai parlato di Concordia, ma ci sono altre, vado a memoria, San Vito al Tagliamento, Maniago, altri riferimenti che comunque riescono ad attrarre parecchi piloti, perché nonostante il periodo difficile dettato anche dal Covid, mi sembra che le vostre gare abbiano una ottima partecipazione a livello di numero di piloti. Assolutamente, adesso noi speriamo sempre di fare il meglio possibile, di migliorare ancora di più. Un'altra che vorrei citare, diciamo, è la salita di Fanna Frisanco, che è anche quella, sembra tra virgolette quelle cose che siamo abituati a vedere per televisione, quei campionati davvero grandi, e sì, c'è un bel afflusso di piloti. Purtroppo il periodo è quello che è, quindi il pubblico fa un po' fatica. Ci stiamo improvvisando, insomma, cercando di venire incontro anche a questa necessità, facendo con un canale YouTube aperto da poco, stiamo portando un recap, diciamo, veloce di quella che è stata la gara, per permettere agli appassionati di in qualche modo continuare a restare in contatto con noi, sperando che piano piano si possa ritornare, insomma, a vedere il pubblico a fianco alle piste, che sì, appunto, sempre in sicurezza assolutamente, però è molto più bello per noi e penso anche per loro. Quanti siete come team colonna a livello numerico a partecipare alle varie gare? Comunque il team da quanti piloti è composto? Allora, il team, adesso non vorrei dire i numeri precisi, Domanda però impegnativa, più o meno. domanda ecco. impegnativa, perché sennò qua il presidente mi... No, comunque so che i tesserati come piloti, siamo su una sessantina di piloti che poi si distribuiscono sulle varie competizioni, più tutti quelli che poi sono gli aiutanti, i volontari, che senza di loro non saremmo in grado neanche di accendere i motori la domenica mattina. Il percorso per te mi sembra sia passato anche attraverso quello che poi è i rudimenti da direttore di gara, per capire anche quelle che poi sono le varie problematiche da gestire sui campi di gara. Assolutamente sì, sono partito, diciamo, come, tra virgolette, assistenza, per quanto un bambino possa fare, e per poi pian piano passare al commissario, fotografo alle gare, non solo del team colonna, ma insomma un po' di tutto il mondo WISP nel Triveneto, e direttore di gara. Sì, mi sono diciamo incuriosito un po' a tutto. Però ovviamente sempre la passione, quella forte, è per il lato sinistro della vettura, con il volante in mano e tanta adrenalina, immagino. Assolutamente, quello bello, la cosa bella delle nostre gare secondo me è l'ambiente, perché è davvero una domenica in compagnia in cui si ride, si scherza, e poi che si arrivi primo, secondo, terzo cambia poco. Però sicuramente nel momento in cui si dà la bandiera tricolore, si parte, è l'emozione più forte, diciamo. Però ti credo fino a un certo punto. Una volta che ci si mette il casco, uno per forza vuole dare il massimo, vuole stare davanti, è vero? Dai. Questo assolutamente. Infatti io poi sono una persona a cui non piace tanto perdere, consapevole del fatto che perderò ancora per tanto tempo, come è normale che sia. Però nel momento in cui si arriva, la cosa bella è che è capitato anche a delle gare nostre che tra avversari, tra virgolette, qualcuno avesse bisogno di un pezzo e ci si aiutasse. Questo è il bello, ecco, del Formula Drive. Andiamo a dare un po' di caratteristiche della vettura che stai utilizzando in questo periodo, che utilizzerai anche nella stagione che sta per partire. Sì, allora io corro con un'auto di serie, un 106 1600 8 valvole di serie, e questa categoria è stata introdotta da Luigi Da Pieve ormai più di 10 anni fa, per permettere appunto di partire un po' a tutti a costi ancora più ridotti, perché appunto non viene elaborata, quindi è una macchina
stradale con le sicurezze, quindi il roll bar, cinture, sedili e tutta la parte della sicurezza viene presa molto in considerazione, però a livello motoristico non viene toccato per mantenere i costi più bassi possibili. E poi a chi piace c'è anche la possibilità di elaborare di più la macchina, l'auto, e cimentarsi in varie categorie. Per arrivare alla categoria più estrema a livello di performance della vettura, quali sono? Allora, come livello maggiore possiamo avere la categoria E, che è quella dei prototipi con ruote scoperte, quindi le monoposto, tra virgolette, quella che nell'immaginario collettivo è la Formula 1, oppure la categoria sport, sempre prototipi con autovetture esternamente, diciamo, canoniche, però con motori di moto o particolarmente elaborate. Quelli che poi si trovano spesso anche nelle gare di velocità in salita, gare che mettono in risalto effettivamente delle vetture col motore motociclistico, di moto standard, che però riesce ad avere una potenza, a spingere veramente parecchio in considerazione di poi di quello che è il peso della vettura. Esattamente, appunto, entrando su queste categorie un po' più spinte, diciamo, si va appunto, come hai evidenziato tu, a diminuire il peso e a cercare di dare un po' più di grinta, diciamo, all'auto. Si stanno avvicinando dei nuovi sedicenni, diciassettenni ai primi approcci alla Formula Driver, magari seguendo quello che poi è il tuo esempio, partito giovanissimo. Allora, uno in particolare che ha un posto speciale, diciamo, è appunto anche mio fratello, che adesso a breve inizierà anche lui, ha già iniziato appunto perché sfruttando il fatto che dai 14 anni è possibile allenarsi, aveva già iniziato ad assaggiare l'auto. Poi appunto avendo compiuto 16 anni, sì, quest'anno ci sarà un nuovo ingresso, diciamo, particolare. Oltre a lui ce ne sono anche altri, assolutamente, però per me da fratello maggiore è qualcosa di speciale, diciamo. Immagine, questo era Patrick da Pieve, lo ringraziamo, team colonna, pilota, ma con una bella esperienza in questo mondo Formula Driver Wisp, un buon divertimento per quanto riguarda la stagione che sta per partire, ovviamente tiene alta la bandiera del team colonna. Grazie mille, un saluto a tutti quanti e ringrazio ancora per l'opportunità di essere qui. Nero per un po' più forte.